Ci sono due straordinari piatti della cucina napoletana, due caposaldi gastronomici che hanno dei nomi davvero particolari. Uno si chiama genovese e l'altro si chiama parmigiana, cioè nel loro nome sembrano derivare uno da Genova e l'altro da Parma. Eppure, per esempio, la genovese a Genova è completamente sconosciuta. E allora da cosa deriva questo nome? Ve lo spiego io. La genovese è un piatto che annuncia la sua presenza. E beh, se qualcuno del condominio sta cucinando la genovese, immediatamente tutto il condominio ne è informato. È un piatto antichissimo. Fino a quando non fu introdotto il pomodoro nella cucina napoletana, quindi fin quando non nasce il ragù al sugo, così come lo conosciamo noi, il raguetto, la prima ricetta codificata da Ippolito Cavalcanti, lo facevamo semplicemente con la carne e con le cipolle. Eppure questo piatto si chiama genovese, ma è sconosciuto a Genova. Beh, qui le leggende si sovrappongono. Perché si chiama genovese? Beh, qualcuno sostiene che in realtà esiste ancora, via Loggia di Genova al porto esisteva una comunità di genovesi che in qualche modo si autoamministrava, la cosiddetta Loggia di Genova, e pare che alcuni cuochi genovesi al porto cucinassero appunto questo ragù in cui le cipolle cuocevano lungamente con la carne. Ma la cosa mi convince poco, ma com'è? Lo inventano a Napoli e non lo inventavano a Genova? Qualcun altro parla di un cuoco napoletano invece che si chiamava Genovese di cognome, altri dicono che era il suo soprannome o genovese perché era avaro, tirchio, i genovesi si dice che siano tirchi o genovese e secaturnese. Ma una tesi molto più romantica che io mi sento di condividere è che sia stato invece un cuoco di Ginevra in Svizzera, Ginevra in francese si dice Genève, che porta qui da Ginevra a Napoli la genevoise, che era una zuppa di carne e cipolle, che esiste ancora dalle parti di Ginevra, e solo che a Napoli avviene il grande matrimonio. La genevoise di Ginevra si sposa con maccarona napolitana e nasce un maccarona genovese.